Nel finire degli anni 60, dopo la nascita del secondo programma televisivo, prima dell'apertura delle trasmissioni regolari appariva il cartello con la scritta "Prove tecniche di trasmissione". Oggi, con l'applicazione della spending review da parte del governo Monti, tale concetto deve gioco forza andare in porto. Nei giorni scorsi a Rivignano, alla presenza del presidente della regione Renzo Tondo e dell'assessore Riccardo Riccardi, si è svolta la cerimonia di presentazione della futura unione, de iure, tra la locale amministrazione comunale e quella di Teor, con la fusione che porterà a un'unica realtà territoriale. Abbiamo chiesto al direttore de Il Messaggero Veneto, Omar Monastier, presente in qualità di moderatore, di esprimere al nostro microfono la sua opinione. Possiamo dire che questo convegno in un certo senso è una sorta di chilometro zero per una futura partenza del concetto di autonomie locali, no? Beh, mi piace l'idea del chilometro zero perché dà un'idea di vicinanza e di prossimità con il territorio. Speriamo che sia così. Io credo che sia necessario unire le risorse del Friuli, soprattutto in un momento di grande difficoltà come questo, ma non è soltanto una questione economica, si tratta di dare un servizio migliore e di maggiore prossimità al cittadino, che poi è l'essenza stessa della nostra autonomia. Quindi penso che un esempio come questo, piccolo ma significativo, debba assolutamente essere ripreso anche da altri. E questi mesi in Friuli, della sua presenza, come li giudica? Beh, io sono entusiasta, credo che si veda leggendo il Messaggero Veneto, è la mia terra, sono felice di essere qua e spero di contribuire a farla crescere. Paolo De Arne, consigliere d'opposizione a Fiumicello, ci vuole raccontare di che cosa si tratta realmente? Beh, si tratta di un atto importante, molto importante per la nostra comunità. Il Consiglio Comunale è stato chiamato a deliberare un impegno per i prossimi 25 anni nei confronti di un privato con la cessione in diritto di superficie di un'area che è di proprietà del comune di Fiumicello, un'area di circa 70 ettari. Questa superficie verrà utilizzata per realizzare una centrale biogas, una centrale a biomassa, alcune parti, circa 6 ettari di serre fotovoltaiche, quindi un impegno molto grosso da parte di un privato, si parla di circa 40 milioni di euro di investimento, non poca cosa, con anche posti di lavoro. Ecco, tutto questo potrebbe essere ed è sicuramente interessante. Quello che è anomalo e che noi abbiamo fatto rilevare in Consiglio Comunale è il fatto che siamo di fronte ad un'azione da parte della Giunta Comunale che ha lasciato all'oscuro il Consiglio Comunale ma tutta la popolazione. Per noi è gravissimo, abbiamo chiesto al segretario comunale una conferma che sulla modalità d'azione e il segretario comunale ha dichiarato di essere concorde con noi che la Giunta ha operato in maniera anomala. Abbiamo abbandonato l'Aula lasciando la maggioranza ad approvare questo testo e questa scelta per la nostra comunità che inciderà dal punto di vista ambientale molto all'interno della nostra comunità.